Beh, i tifosi questa sera li incontreremo a Piazza Giambattista Vico, è un momento importante perché sancisce, come ricordavi giustamente tu, il riavvicinamento fra i nostri colori e il tifo organizzato e comunque un po' tutta la città. Non che l'anno scorso non ci siano stati molti tifosi, perché insomma ci sono state anche partite con 500-550 spettatori, quindi insomma diciamo che stasera è la serata della reunion, no? Nel senso che ci incontriamo e insomma inizieremo questo nuovo cammino tutti quanti insieme. Sì, diciamo che i tifosi fanno sempre la differenza, chiaramente noi ci auspichiamo che la differenza sia in senso positivo e quindi significa che insomma speriamo che questo campionato ci porti a tanti risultati positivi in modo che i tifosi insomma possano gioire con noi durante questo percorso. E chiaramente sul risultato di oggi è stata una partita giocata a temperature importanti, non ci si poteva aspettare un grande spettacolo, però tutto sommato è stata una partita piacevole. Faccio anche i complimenti al San Salvo che nonostante il poco tempo che hanno avuto insomma sono riusciti a allestire un'ottima compagine che in qualche momento ci ha messo anche in difficoltà. Ma diciamo che il mercato del Chieti in teoria era già concluso qualche settimana fa, poi c'è stata questa opportunità di Simonetti, adesso col mister stiamo vedendo anche un altro calciatore che già si sta allenando con noi da qualche giorno e cercheremo di capire insomma quanto tempo sarà necessario perché questo ragazzo possa recuperare e possa rientrare a giocare con noi. Nome lo sai che come la penso. Ma allora, purtroppo nello sport, non solo nel calcio, i conti si fanno alla fine. Sicuramente una squadra costruita ha un senso, è una squadra con un senso, ha una sua struttura, una sua organizzazione, come in tutte le cose ci sono più della metà della squadra è nuova, ci sono 14 fuori quota, bisogna avere, come dire, quella giusta pazienza per far sì che lo staff tecnico lavori con serenità e riesca a costruire. È sicuramente una squadra dove di qualità ce n'è tanto.